Il governo ha promesso 80 milioni di euro per risolvere il problema FAS. Da una parte siamo contenti che ci sia un impegno, ma dall'altra parte vogliamo che queste da promesse diventino realtà, perché bisogna risolvere immediatamente questo problema che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo aiutato e spinto fortemente per portare alla ribalta locale e nazionale. Quello dei FAS, sostiene il consigliere regionale a 5 Stelle Jacopo Berti, è un problema di cui non si parlava prima del nostro arrivo. Qualcuno aveva provato a sollevarlo, ma veniva schiacciato dai poteri forti che difendono gli interessi delle aziende anziché quelli dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha saputo evidenziare il problema e portare le prove del danno che queste sostanze tossiche nell'acqua provocano alla nostra salute. La regione negava, faceva muro, ci dava degli allarmisti. Allora ci siamo rivolti ai cittadini per fare pressione alle istituzioni centrali, all'Istituto Superiore di Sanità e ai ministri. Oggi l'annuncio del governo chiude almeno una questione: non siamo allarmisti ma semplicemente realisti. Ora il Movimento 5 Stelle, conclude Berti, vigilerà sull'effettivo stanziamento e utilizzo dei fondi. Questi però sono soldi dei contribuenti e noi invece vogliamo che chi inquina paga. La legge è molto chiara su questo e ad oggi la Miteni è l'azienda che è accusata di aver sversato questi veleni e quindi noi vogliamo che venga applicata la legge e che chi ha inquinato debba pagare e che non debba essere la collettività.